Di notte era riuscito a entrare in casa dell'ex compagna Spinea con una robusta spallata alla porta d'ingresso. Con una mano le aveva stretto con forza il collo, con l'altra le aveva bloccato la bocca, addirittura mordendola in viso per tenerla ferma. Lei aveva perso i sensi, ma poi era riuscita a recuperare il cellulare per chiedere aiuto. Questa aggressione, contornata da offese e minacce di morte, ha spinto la donna a denunciare quanto accadeva da oramai 2 mesi, offese e minacce quotidiane che l'avevano portata in uno stato di ansia e di angoscia. Nei giorni dell'aggressione, l'ex compagno aveva inviato perfino alcuni video privati della donna ai genitori di lei nel tentativo di screditarla. I carabinieri hanno quindi dato esecuzione al divieto di avvicinamento e di contatto dell'uomo con l'ex compagno e i suoi familiari, emessa dal tribunale su richiesta della procura per condotte violente nei confronti della donna. La pericolosità dell'uomo è emersa anche da diversi avvicinamenti e tentativi di avvicinamento, anche in forme inquietanti, dicono i carabinieri, ai loro figli minori.